In primo piano la gestione dell'accoglienza dei profughi, soprattutto minori. La prefettura ha illustrato i dati che quotidianamente vengono forniti dai comuni. Si è individuata una modalità operativa dell'accordo quadro che poi ogni comune declinerà nel proprio territorio in accordo con le Caritas e le associazioni del territorio che loro hanno, quindi ogni comune individuerà la modalità più idonea rispetto alla gestione del proprio territorio. Sulla questione minori l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha emanato le linee guida per l'inserimento dei bambini, tenuto conto delle differenze relative alla didattica fra la scuola italiana e quella ucraina. Questi i numeri degli arrivi. Con la prefettura si parlava di una percentuale ovviamente di fascia 0-12 circa sui 600 e poi superiore ai 12 anni fino ai 18 ovviamente di una percentuale inferiore ma circa sui 300. Ecco, quanti ne sono stati inseriti e quanti fanno più o meno la didattica a distanza? La dottoressa Sardella parlava appunto di 47 inserimenti in tutta la provincia e ovviamente è noto che alcuni degli insegnanti che appunto c'erano in Ucraina stanno facendo la DAD con dei ragazzi che sono qui presenti. Iniziative e progetti per avviare al meglio l'inserimento dei piccoli nelle varie scuole. Attualmente c'è anche la possibilità di questo tipo di interventi attraverso il CPIA per l'alfabetizzazione delle mamme piuttosto che per la parte dei minori di alcune attività prima dell'inserimento sotto il profilo scolastico e ovviamente ci sono le linee guida che poi sono arrivate da parte del provveditore regionale rispetto agli istituti. In primo piano anche l'aspetto sanitario sia per quanto riguarda le vaccinazioni che la situazione Covid. Nella fascia di età degli 0-5 anni con ovviamente tutta la parte sanitaria connessa e anche alle età superiori ai 5 anni proprio perché si tratta anche di una situazione collegata alle vaccinazioni. Diventa importante, essendo un'accoglienza di tipo diverso e quindi di famiglie che stanno accogliendo, capire che in situazioni in cui sta riprendendo anche la situazione dei contagi ci sia una certa precauzione nel gestire la questione proprio per evitare che appunto ci siano una situazione di positività all'interno delle famiglie, cosa che appunto sarebbe difficoltosa anche da gestire.